Mentre ad Agrigento e Messina scoppia la guerra dei ricorsi sull'apertura delle scuole, il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia va all'attacco del presidente della regione Nello Musumeci. Nessuno, dice, continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo le scuole chiuse mentre tutto il resto è aperto. In Sicilia un'ordinanza di Musumeci ha creato lo scompiglio da troppi giorni, c'è confusione. Questa ordinanza, malamente interpretata, viene utilizzata per chiudere le scuole in zona rossa o arancione indiscriminatamente. L'ordinanza in questione apre alla possibilità per i sindaci di chiudere le scuole se i contagi impongono regole più stringenti del giallo. Basta, scrive Floridia su Facebook, abbiate la forza di fare la cosa più giusta, non più facile, non più popolare, ma più giusta. Ad Agrigento, ad esempio, è scattato il secondo ricorso dei genitori sull'ordinanza del sindaco Franco Miccichè, che ha chiuso le scuole fino al 24 gennaio per rischio contagi. Già giovedì il comitato dei genitori avevano depositato un primo ricorso al TAR, dopo una prima ordinanza di Miccichè sulla chiusura delle scuole, partita insieme con quella di altri 160 sindaci siciliani, e il TAR venerdì ha sospeso l'ordinanza. Intanto però ad Agrigento è scattata la zona arancione e il sindaco ha firmato una nuova ordinanza di chiusura. Adesso è stato notificato il secondo ricorso al TAR di Palermo per chiedere la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza in questione. Il ricorso ritiene illegittimo il provvedimento perché è in contrasto con la norma nazionale prevalente che in zona arancione non consente il ricorso alla didattica digitale integrata.